A Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora assistiamo in questi giorni a un fenomeno veramente stranissimo e spassosissimo che potremmo chiamare i compagni per Wall Street. Eh sì, perché stiamo vedendo tutte le sinistre mondiali, i loro giornali, i loro media, i loro intellettuali appesi ai rendimenti dei listini di Wall Street, monofocalizzati su quello che accade alla borsa, soprattutto alla borsa di New York, in una sorta, diciamo, di feticismo delle azioni, direbbe Karl Marx, se vivesse oggi, no? Una riedizione di quello che secondo l'autore del Capitale era il feticismo della merce che connotava il capitalismo al tempo della finanza. Ecco, i compagni di oggi, i presunti eredi di Carletto Marx, mostrano questo feticismo delle azioni, cioè dopo averci detto per decenni che il capitalismo è il male assoluto, che Wall Street è la sentina, il ricettacolo di tutti i profittatori criminali globali sulla pelle dei lavoratori, dopo averci detto che quello che Wall Street incarna, il modello del capitalismo yankee, è il male assoluto, improvvisamente si fanno dettare la giornata, l'agenda, l'umore e leggono tutta la contemporaneità in base ai rendimenti di Wall Street. Sono i compagni per Wall Street. Perché? Perché possono imbastire la narrazione quotidiana dei miliardi bruciati a Wall Street per andare contro le politiche dell'orco Donald Trump, per cui improvvisamente quelli che erano miliardi virtuali diventano miliardi bruciati ogni giorno in questa psicosi quotidiana. Non hanno mai detto per tutto il lungo periodo in cui Wall Street era in rialzo miliardi creati a Wall Street, ma ora ogni giorno ci sono i miliardi bruciati a Wall Street. Questo, come dire, è un fenomeno che da un lato attiene, riguarda specificatamente la comicità, perché che ora le sinistre mondiali vengano a insegnarci le regole del capitalismo dopo essere state sconfitte dalla storia fa più che sorridere, ma in realtà è molto istruttivo su cosa sia diventata oggi la sinistra e su cosa stia facendo Trump, quale sia la sua battaglia, che sicuramente è una battaglia difficile, che ha degli effetti impattanti. Istruttivo su cosa sia diventata oggi la sinistra e su cosa stia facendo Trump, quale sia la sua battaglia, che sicuramente è una battaglia difficile, che ha degli effetti impattanti, dirompenti e per certi versi sul momento ovviamente anche preoccupanti. Ma ovviamente quest'uomo ha una strategia, non è un pazzo. E invece secondo loro signori è un pazzo perché sono improvvisamente innamorati della bolla finanziaria. Questo perché? Perché quando cos'è che unisce, diciamo, le varie evoluzioni della sinistra occidentale? L'essere nemica dell'Occidente, nemica del modello occidentale, per cui quando è crollato il comunismo sovietico, hanno dovuto cercare disperatamente un altro modello, un'altra religione terrena a cui aggrapparsi. Quel modello, quella religione terrena si chiamano globalismo, cioè le sinistre mondiali sono state il principale alfiere di questa globalizzazione farlocca, asimmetrica, sbilanciata, che è sfociata nell'ideologia del globalismo. Cioè sostanzialmente non avendo confidenza col liberalismo e le libertà occidentali, hanno finto di abbracciarle, in realtà hanno globalizzato la libertà economica, la circolazione dei capitali, facendo entrare la Cina nel commercio globale, quindi arrendendosi subito di fatto alla concorrenza sleale di Pechino, che era una posizione di forza, perché ovviamente in Cina non esiste diritto del lavoro, non esiste diritto della persona, non esistono tutele nemmeno sindacali, ma ai nuovi compagni per Wall Street tutto questo non interessa. A loro interessava trovare un nuovo modello che
che desse sfogo alla loro oicofobia, come diceva Roger Scruton, al fatto che loro odiano la propria civiltà e la propria cultura d'appartenenza. E il globalismo filocinese era perfetto, perché poi implicava il dissolvimento dell'identità occidentale in questo frullato appunto multiculti e globale. E quindi sono diventati degli aidi acritici della finanza, dell'economia virtuale, del globalismo nei fatti, negli interessi di Pechino, tant'è che molti in questi giorni stanno seriamente teorizzando che l'Europa deve abbandonare il legame transatlantico e stringere un rapporto privilegiato con la Cina, col principale totalitarismo sulla faccia della terra. E quindi strillano tutti sui miliardi bruciati a Wall Street dall'orco Trump. L'orco Trump invece cosa rappresenta? L'orco Trump è un altro caso curioso, nel senso che è un miliardario newyorkese che però conosce e non vuole rinunciare alla propria identità di americano, di occidentale, la conosce, conosce l'economia reale, sa che per il suo paese, per i lavoratori del suo paese, per le aziende del suo paese, la produzione, l'industria, il lavoro contano più delle bolle finanziarie di Wall Street. Conoscendo Wall Street a memoria, non ha il feticismo di Wall Street e sta tentando di riportare l'industria e il lavoro in vaste zone d'America che l'hanno votato per quello, per celebrare la fine del globalismo. Quindi i compagni per Wall Street fanno ridere, ma in realtà sono molto coerenti, nel senso che remano sempre contro l'Occidente e contro la sua principale democrazia, che sono ancora gli Stati Uniti d'America. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.